Ascolta, o viandante, il canto del vento che sferza i millenni. Prima che le stelle avessero un nome e che Roma sorgesse sui colli, i sardi scolpivano la roccia con il fuoco e la fatica. Questa è la terra dei nuraghi, templi di basalto e calcare erette a sentinelle del cielo, dove il popolo dei signori del mare stringeva patti con gli dei e con le tenebre. Giara di Siddi, 1700 a.C. All'interno della Giara di Siddi, sul piccolo altopiano basaltico di Subranu, sorge Nuraghe Conca e Sagresia. Si tratta di una struttura complessa, formatasi per aggiunte successive in epoche diverse. In particolare, il nucleo più antico era formato da un nuraghe a corridoio, con copertura piatta, mentre solo in un secondo momento fu realizzata la cupola. Come altri monumenti della Giara di Siddi, presenta blocchi di dimensioni medie nella parte bassa, che vanno crescendo di dimensioni nelle parti più alte. Ecco qui. Questa è una delle costruzioni elitiche di cui non si capisce l'utilizzo, se a scopo abitativo o quant'altro, ma è possibile secondo me che fosse una sorta di raccoglitore d'acqua. I grossi blocchi anche qui. Praticamente nella parte est precisamente. Ok, questo è una delle torri crollate, perché l'entrata principale dovrebbe stare lì giù, se non erro. Vediamo un pochettino di avvicinarci a questa sorta di ingresso. Vediamo un po'. Vediamo di capire se ci si può inoltrare al suo interno oppure no. Direi che è pieno di moscerini, è poco, però a quanto pare ci si può addentrare, non semplicemente. Vediamo un pochettino di spingerci giù con le gambe. È veramente stretto, ragazzi. Ok, qui siamo al suo interno. Vi ricordo che questa non è l'entrata principale. Siamo entrati da una torre secondaria. Ecco qua.
Questo non so se è un cunicolo che porta altrove, crollato, ormai completamente invaso dalla terra e dai detriti. Vi ricordo che questo è un nuraghe a corridoio, nato come nuraghe corridoio. Ma poi, come usciamo da qui, vi descriverò nei dettagli il tutto. E vediamo qui invece. Non so se lì prosegue, no, sicuramente era il continuo del corridoio. E qui è crollato tutto, non si vede nient'altro. Ok. Possiamo anche ritornare indietro. C'è un piccolo pipistrello. Eccolo lì. Ok, dai, anche Marina ce la sta facendo. Bello strofinarsi nella terra come i cinghiali, vero? Ok. Ormai sovrastata dai detriti. Qui abbiamo a sinistra un altro cunicolo che dovrà portare altrove. Come vedi non è una cupola perfetta. Uno e due. Qua ci sono queste stanze. No, ma sono crollati. Adesso sicuramente dovevano portare ad altri ambienti. Sei già entrato? No, si ferma lì. Ah, Sotto l'architrave si ferma lì. idem qua. Qui lo stesso. È pieno di crolli e di terra, quindi non si capisce Qui vi entra dove. solo questo. Esatto. Esattamente. Che non è poco, dai. Colore, Nota quelle zeppe incastrate di lassù. Ce n'è una qui e una qui sopra, a sinistra. Vedete lo stesso materiale che ho trovato qui giù, che è una sorta di dovrebbe essere marno. Vero? Sì, possibile. Perché è molto morbida ed è come il gesso, si scalda molto facilmente, quindi è strano come abbiano utilizzato delle zeppe di materiale così morbido per poter tenere fermi i blocchi. È strano. Ok, io dico che possiamo anche andare. Segni caratteristici particolari, hai visto qualcosa, no? Ok. Un raga abbastanza arcaico. Nessun segno di lavorazione nei blocchi, proprio appartenente al primo prototipo di nuraghe, anche se le eccezioni vanno oltre il periodo del bronzo antico. E ok, va benissimo, ritorniamo fuori, che siamo appena usciti dall'ingresso, da uno degli ingressi sottostanti, che praticamente appartengono a questa torre, come vedete dall'alto. Questa doveva essere la piatabanda che copriva la cupola su in alto, che è crollata su se stessa, come vedete. E io e Marina siamo entrati da qui, che poi si collega praticamente al di sotto ai corridoi, all'antico corridoio del nuraghe, equivalente praticamente alla prima fase, quella del bronzo medio. Perfetto, adesso continuiamo il giro, ok? Andiamo giù.
Gli scavi e studi effettuati nel 2009 hanno identificato diverse fasi di occupazione che dal bronzo medio vanno al bronzo recente, 1700-1300 anni a.C. Un nuraghe arcaico, a corridoio, poi trasformato nella seconda fase con l'aggiunta di una cupola. Ma veniamo a conoscenza dell'importanza dell'Nuraghe Conca Sagresia, la scoperta. La scoperta si attribuisce al rinvenimento di un crogiolo, altro non è che un contenitore realizzato con le argille circostanti, utilizzato per la fusione del bronzo, ma in questi casi il crogiolo in questione contiene delle tracce biancastre e, con sorpresa di tutti, all'analisi chimica si è rivelata essere vetro. Sono stati rinvenuti altri frammenti di crogioli con residui vetrosi, di colore verde e nero, ossi animali rivestiti di materiale vetroso, color turchese, e resti di una fornace di fusione, con residui di sabbie silice al suo interno, più le macine e pestelli in quarzo lavorato. Questa scoperta evidenzia una produzione primaria di materiali vetrosi, nonché la più antica testimonianza nel bacino del Mediterraneo e in Europa.